Blitz all'alba di oggi a Partinico nel Palermitano. Nel corso di un'operazione antimafia i carabinieri del gruppo di Monreale hanno arrestato 4 persone ritenute appartenenti al mandamento mafioso di Partinico. L'attività investigativa, durata circa un mese, è la naturale prosecuzione dell'attività denominata The End, che alla fine dello scorso anno ha consentito di arrestare 23 persone ritenute affiliate al mandamento mafioso di Partinico. Le ordinanze di custodia cautelare hanno riguardato Giovanni Vitale, 29 anni, già detenuto, Santino Lobiundo, 24 anni, Giovanni Serra di 27 e Pietro Serra di 21, tutti di Partinico. Nel corso della precedente indagine era stata documentata l'escalation di Leonardo Vitale e del fratello maggiore Giovanni, entrambi detenuti e sottoposti al regime carcerario 41 bis, figli del noto boss ergastolano Vito Vitale, avvicendatasi alla guida del mandamento mafioso di Partinico tra la fine del 2008 e la fine del 2010. Le nuove indagini, originate da una situazione di fibrillazione nel territorio a causa della recrudescenza degli episodi di incendio doloso verificatisi dal settembre al novembre 2010, come si legge in un comunicato dei Carabinieri, hanno registrato in presa diretta l'evoluzione delle dinamiche interne del mandamento di Partinico, con l'affermazione della leadership di Giovanni Vitale che, avvalendosi del contributo dei fratelli Giovanni e Pietro Serra e di Santino Lobiundo, costituenti il gruppo operativo, ha intrapreso una strategia di rafforzamento della funzione di controllo del territorio mediante l'imposizione del pizzo, non esitando ad usare la violenza, come nel caso dell'incendio ai danni dell'imprenditore Giuseppe Amato, sino a quel momento vicino all'organizzazione mafiosa. Contestualmente è stata eseguita una perquisizione locale disposta dalla Procura della Repubblica nei confronti di Pietro di Trapani, consigliere di minoranza del comune di Partinico, a cui è stato notificato un avviso di garanzia per concorso esterno in associazione mafiosa. E intanto la DIA di Palermo ha sequestrato beni per 1,5 milioni di euro riconducibili all'imprenditore palermitano Domenico D'Amico, 61 anni, già condannato per associazione mafiosa con sentenza definitiva. Il provvedimento ha colpito tra l'altro i beni di un'azienda che opera nel settore degli appalti a Palermo, nonché terreni, immobili, rapporti bancari e altro ancora.